Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, stasera vi propongo un banale esercizio, unire alcuni puntini e vedere poi a che conclusione si arriva in termini, a mio modesto giudizio, meramente logici. I puntini sono i seguenti. Allora, anzitutto il modello Albania, ingegnoso, nuovo, guardato come modello interessante da governanti europei di centrosinistra, quindi come dire, percepito come un rigurgito di fascismo solo al di sotto delle Alpi, va bene, ma da solo non è sufficiente per contenere gestire il fenomeno epocale dell'immigrazione incontrollata e del traffico clandestino di esseri umani, non della immigrazione fisiologica che da sempre connota le vicende umane. Oggi, bisogna dirlo e siamo felici di dirlo, il governo, ma direi anche qui la logica, segnano un punto non banale, perché c'è questo pronunciamento della Cassazione che ribadisce che in materia di valutazione sui paesi sicuri, la valutazione dei paesi sicuri spetta esclusivamente ai ministri, al governo il giudice della convalida non si sostituisce nella valutazione che spetta in generale al governo. Sono i virgolettati della sentenza depositata oggi dalla prima sezione civile della Corte di Cassazione, ed è un'ottima notizia perché squarcia definitivamente il velo dell'ipocrisia, cioè i singoli magistrati che fino ad oggi hanno fermato i trattenimenti e di fatto il funzionamento del modello Albania lo facevano per meri motivi ideologici di opposizione al governo, non a caso erano quasi tutti di magistratura democratica, e esondando dalle loro competenze, perché la sfera ultima di decisione in questo campo è politica, se no non esiste più l'autonomia della politica, lo dice la Cassazione, insomma non lo diciamo qui a Radio Libertà. Ciò detto, il modello Albania da solo non è sufficiente, perché di fronte a un fenomeno appunto che ha assunto le dimensioni della patologia, bisogna prevedere la possibilità di tutelare in modo serrato i confini, di chiudere i porti quando lo si ritiene, di serrare le maglie morali. Qui arriviamo al secondo puntino, la sentenza Open Arms. La sentenza Open Arms, la soluzione di Matteo Salvini perché il fatto non sussiste, è una grande vittoria politica, perché appunto il fatto giuridico non sussisteva, come ammetteva chiunque fosse dotato di un minimo di onestà intellettuale, era un processo tutto politico e quindi la vittoria è tutta politica, perché ci dice che un ministro ha il diritto, probabilmente il dovere a Costituzione vigente, ma comunque il diritto di tutelare i confini dello Stato, di non subire l'immigrazione clandestina, di non subire il ricatto falsamente umanitario di chi invece specula effettivamente o retoricamente sul traffico di esseri umani. E quindi lì eravamo nell'alveo della legittimità politica, una legittimità che non è stata solo tale, è stata anche efficacia politica, cioè quel modello lì, il modello Salvini, come l'hanno chiamato anzitutto i suoi avversari, no, per sollevare lo spettro, era un modello non solo legittimo, ma efficace. E qui sono, come dire, a favore di questo puntino arrivano quegli elementi testardi e refrattari all'ideologia che si chiamano numeri. Ne ricordiamo solo alcuni: mandato del ministro Salvini al Viminale, 1 agosto 2018, 31 luglio 2019, gli sbarchi furono 8.691. Venivamo da un mandato Minniti, in cui gli sbarchi furono 42.700,
ed erano già inferiori rispetto a altri ministri dell'interno di sinistra, perché Minniti per loro era già un pazzo estremista, ma Salvini li ha, come dire, ridotti drasticamente con quella politica lecita. Dopo il mandato di Matteo Salvini, il ministro Lamorgese, gli sbarchi furono 21.608. Cioè il modello Salvini funzionò, i porti chiusi funzionarono. Quindi unendo i puntini si ha il modello Albania va bene ma non basta. Il modello Salvini era lecito ed è efficace, è stato il più efficace finora. La conclusione è la seguente, la conclusione è che quella che giornaloni o commentatori interessati vogliono presentare come, diciamo, una boutade post-natalizia, cioè la mera possibilità che Matteo Salvini torni al Viminale, è un'esigenza politica posta dalla stessa realtà. Cioè la realtà dice che sarebbe normale, logico e probabilmente auspicabile che Matteo Salvini tornasse al Viminale. Fatevene una ragione. Grazie a tutti, a domattina.